per prima il Veneto, Paolo Pizzolato. Buonasera. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Pizzolato. Salvini è stato assolto dal Tribunale di Palermo, era stato accusato di sequestro di persona e di rifiuto di atti d'ufficio. Allora, Paolo Pizzolato, certo che al di là di tutto è una sentenza che in qualche modo può rasserenare un po' la scena della politica e il confronto con la magistratura, perché se Salvini fosse stato condannato, allora ancora una volta sarebbe stato logico supporre che la magistratura ce l'avesse anche in questo caso con il centrodestra. No? Questa volta si è dimostrato che ci sono dei magistrati che evidentemente non hanno deciso di sferrare un attacco strumentale al governo, ma hanno, con l'indipendenza che deve essere propria della magistratura, deciso per la soluzione, per il fatto non sussiste, quindi qua non si potrà dire che c'è una decisione politica. Cosa ne pensa? Io tutto quello che è successo lo trovo ridicolo e questo è un termine pesante. È ridicolo quello che è successo anni fa, all'epoca in cui tutti avevano gli occhi puntati, tutti i media avevano gli occhi puntati sull'Open Arms e nessuno criticava, nessuno diceva tutto quello che arrivava in altre parti delle coste, in altre parti della nostra nazione, sempre di immigrazione, dove tutti erano concentrati a fare la pubblicità di quello che sta accadendo in quel momento e nessuno si accorgeva di centinaia delle migliaia di persone che entravano dentro, perché il punto focale era questo qui. Perché trovo ridicolo questa cosa? Perché dopo anni e anni di sperpero di energie e di soldi che paghiamo noi, la gente prima chiedeva via SMS chi avrebbe pagato queste spese, le paghiamo noi, queste cose le abbiamo pagate noi per giungere a un risultato che era sicuramente scontato. Perché? Perché Salvini non avrebbe mai potuto diventare colpevole, perché avrebbe acquisito talmente tanta notorietà e talmente tanta potenza che avrebbe potuto diventare un eroe di fronte a tanti personaggi. E logicamente di fronte alla popolazione italiana questa è una cosa data per scontata, perché avrebbe potuto anche danneggiare quello che sono, diciamo, le percentuali di elettori di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, perché lui si sarebbe fatto avanti in prima persona, diventando l'eroe nazionale praticamente di quello che aveva fatto. Invece in questa maniera fra 6 mesi nessuno si ricorderà più assolutamente di questa cosa. Lo sapeva anche lui questo, e effettivamente quando qualcuno ha mormorato che Salvini avrebbe preferito qualcosina di più pesante nei suoi confronti, effettivamente da quello che sappiamo noi e dei contatti che abbiamo, effettivamente lui sperava che qualcosina di più ci potesse essere, proprio perché in questa maniera avrebbe potuto rosicchiare un qualcosa, diciamo, visto che siamo vicini a tante elezioni importantissime. Però trovo completamente ridicolo che queste navi e navicelle che frequentano il Mediterraneo e che praticamente si vanno a sostituire a quella che è la nostra Guardia Costiera, la nostra Marina, siano quelle che stranamente caricano di tutto e di più. Io continuo ad adoperare un termine molto pesante, perché questa è porcheria quella che arriva. Proprio ieri sono venute fuori le statistiche nazionali, che il 60% delle frequentazioni, chiamiamole frequentazioni delle galere, delle patrie galere e di quelli che commettono reati, sono persone che provengono dai paesi africani. 60% vuol dire che la gente non è assolutamente sicura. Però trovo ridicolo che questi personaggi qui, chi finanzia queste navi e tutte queste robe qui, possa avere la possibilità di poter fare quello che vuole all'interno di questo paese. Poi, dico la verità, la magistratura in questo momento non è che abbia fatto una gran bella figura. La magistratura ha fatto sì che fra politica e magistratura ci sia una frattura incredibile in questo momento all'interno del paese, ed è una cosa che il popolo pagherà un po' alla volta, dove qualcuno, non dico che deve arrendersi, ma dovrà cercare di fare in maniera di mediare questa cosa. 2 giorni fa cosa è venuto fuori? È venuto fuori che nonostante l'Italia voglia fare l'elenco dei nuovi paesi sicuri o non paesi sicuri, hanno detto che il magistrato avrà l'ultima parola a decidere a lui. Questa è una cosa di una gravità unica, perché vuol dire che il paese non può assolutamente politicamente muoversi, e vuol dire anche che la magistratura ha acquisito un'importanza impressionante a livello anche politico, per cui non si è più tranquilli in un paese dove non sai più nemmeno come muoverti. E lo dico da persona che ha pagato proprio per il fatto di essere stato all'epoca un uomo di centrodestra, dove mi sono trovato di fronte a un magistrato che non la pensava di certo come me e che, quando ha saputo che ero all'epoca, ripeto, il segretario della Lega Nord, gli sono drizzate le orecchie e le cose non sono finite proprio gran bene. Poi è stato rimediato perché il magistrato ha dovuto rimangiarsi completamente tutto, però io ho pagato lo scotto, come sta pagando qualcun altro, di essere a quell'epoca, così come adesso, di centrodestra. Però questa frattura va assolutamente sanata, non può
essere che un paese vada avanti in questo sistema, dove i magistrati bloccano la politica dice che i magistrati sono completamente contro di loro. Guardate che la cosa di una gravità unica non è quello che poteva capitare a Salvini, è quello che può capitare a qualunque cittadino italiano, perché questa è una cosa assurda. In questo paese non ci si muove più e non si può fare più assolutamente nulla, che qualcuno decida cosa fare e come fare. Allora, grazie Pizzolato. Facciamo un titolo polemico, e cioè sul silenzio assordante riguardo ai furti in abitazione. Cioè i giornali parlano di tutto, di cose anche veramente irrilevanti, che vengono invece sparate con grandi titoli, e i giornali nazionali non parlano di quello che sta accadendo in Veneto. Giornali e televisioni, cioè ondate di furti impressionanti con centinaia di ladri, ma ladri che sono poi davvero fanno parte di bande paramilitari che arrivano, entrano a prescindere che ci sia qualcuno in casa o meno, che sia giorno o notte, minacciano, aggrediscono, svuotano completamente queste case. Paolo Pizzolato. Sembrava che il Veneto fosse una regione dove si poteva stare benissimo. Guardate che i furti, la delinquenza, tutti quelli che possono essere i reati peggiori sono aumentati in una maniera che è impressionante in questo periodo. Le porto un esempio, direttore, così come lo porto ai nostri telespettatori. Mercoledì sera, dopo i sindaci di Pianiga e di Vigonza essere stati dal prefetto, si è formato un corteo di auto che è partito da Vigonza, da Pianiga, da Santa Maria di Sala e da Milano, dove suonando ripetutamente per cercare di richiamare l'attenzione proprio della magistratura, l'attenzione del prefetto, sono arrivati fino a Milano facendo un carosello, proprio perché in questo periodo, in 2 mesi, ci sono stati 68 furti in quel territorio. Una cosa impressionante, con gente che c'era all'interno, con bambini piccoli all'interno, senza bambini piccoli all'interno. È stata una cosa devastante, dove la gente era disperata e per le strade non sentivi altro che parlare di quello. Ora mi chiedo, è possibile che quando vengono presi queste persone qui, dopo 2 o 3 giorni, vengono sempre rimessi in libertà? È possibile che quando vengono condannati, vengono sempre condannati sotto i 4 anni e mezzo, in modo che non sono nemmeno punibili fino a quando non si sono mai reato e vengono sempre fuori? Guardate che quello che c'è di brutto è una cosa, che è quello che è capitato anche a me lavorando in banca. Io all'epoca in cui lavoravo in banca avevo la banda di Felice Maniero che faceva in Riviera del Brenta le rapine. Quando veniva la banda di Felice Maniero a fare le rapine, la gente era anche abbastanza tranquilla, perché avevano una maniera di fare, scusate se mi permetto, sembra una cosa da ridere, però la verità è questa, avevano un rispetto per le persone, per i cittadini, che era quello, era gente del territorio, per cui non ti facevano del male. Quando abbiamo avuto l'iniziazione degli albanesi, dei rumeni e di tutta la gente dell'est, eravamo non preoccupati, super preoccupati, perché la vita nostra per loro non vale assolutamente nulla. Questa cosa si sta ripetendo con questi turisti che vengono dai paesi dell'est e riscappano subito di sera per ritornare nei loro paesi. Non ci sono controlli, la prefettura non ce la fa, la polizia non ce la fa, i carabinieri sono pochissimi. Non mi interessa quale possa essere la causa. Io dico solamente che abbiamo il diritto di difenderci, ma non puoi sparare a questa gente. Abbiamo il diritto di difenderci, ma se gli fai qualcosa sei condannato tu e non è condannato il bandito. Bisogna trovare assolutamente una soluzione, perché guardate che si vive nel terrore, si vive nel terrore di qualsiasi rumore che senti quando sei chiuso dentro casa, perché ti vengono dentro anche se ci sei, perché ti buttano giù la porta, sono talmente scafati, non hanno paura assolutamente di nulla, e questa cosa bisogna mettere assolutamente fine. Ci deve essere un momento in cui si riesce a punire questa gente e si cerca di diminuire quello che è la delinquenza, microdelinquenza la chiama qualcuno. Questa è una cosa che è assolutamente super ripetitiva ed è ora di finirla. I cittadini devono avere il diritto di difendersi e il diritto anche di poter dire qualcosa. Non possiamo essere, scusate il termine, finisco, carne da macello. Pizzolato, una battuta su questo, ma Trump accetterà mai di scendere a patti, di trattare, a meno che questa trattativa non gli dia degli enormi vantaggi, cioè che si possa tenere la Crimea e il Donbass? Ho avuto piacere che il presidente Trump abbia vinto le elezioni in America, sinceramente, perché l'altro personaggio, sapevo che era una personaggio molto vaga e non vorrei mai avesse potuto portare avanti la politica che aveva Biden. Biden e figlio avevano degli interessi personali in Ucraina, 15 giorni dopo lo scoppio della guerra si parlava già di pace e loro hanno voluto assolutamente fare in maniera che di pace non si parlasse e portare avanti la guerra. Un po' anche per colpa loro, da 2 anni a questa parte stiamo parlando sempre di Ucraina. Secondo me
la potenzialità di Trump, ma non come Stati Uniti, proprio del personaggio e del rapporto un momentino diverso rispetto a quello di Biden con il presidente Putin, potrebbe far sì che la guerra possa cessare o sicuramente attenuarsi. Lo dico qui da povero ignorante, secondo me Zelensky sarà costretto a fare in maniera di cedere i territori occupati da Putin in questo momento, per cui Donbass e l'altro territorio, e fare in maniera che tutto finisca assolutamente, proprio perché le risorse non ci sono più, i militari non ci sono più, ma soprattutto in questa ultima settimana è venuto a mancare una cosa, è venuto a mancare quello che poteva essere il sostentamento economico e anche di mezzi da parte dell'Europa, soprattutto per un motivo: perché non abbiamo più soldi. Non abbiamo più soldi, soprattutto in Italia, da poter mandare in Ucraina, come abbiamo fatto anni fa per pagare gli stipendi degli statali, che lo dico sempre ogni sera. Non abbiamo più soldi da mandare in Ucraina e non abbiamo più mezzi per poter aiutare Zelensky. Per cui è bene che lui si dia una regolata, che Putin logicamente accetti quello che possono essere dei compromessi stabili, per cui mi auguro che Trump riesca a fare questo anche con l'aiuto della Cina, perché non vorrei mai arrivassimo a fare in maniera che con la NATO andiamo ad irritare dei bestioni giganteschi come Cina e come Russia, e non ci rendiamo ancora adesso nemmeno conto, a causa di tanta ignoranza che c'è in Europa e di tanta ignoranza dei vertici della NATO, che andiamo a fare in maniera che questo orso mezzo addormentato si scateni, perché veramente sarebbe una cosa fatale per tutti quanti. Per cui mi auguro che il Natale porti tanta pace e che finisca tutto quello che è successo. Paolo Pizzolato, grazie. Grazie a voi tutti e buone feste a tutti. Prima il Veneto.